Nell'ambito delle celebrazioni, del ricordo del centenario dell'inizio della Grande Guerra, assieme alla mostra qui a Palazzo Ferrofini, abbiamo voluto fare questo concerto per ricordare senz'altro le vittime, per ricordare quello che è successo e per ricordare a noi quanto importante sia la pace e quante persone ci hanno lasciato la vita per darci la pace ai nostri giorni. Ci saranno letti dei brani di autori importanti, lettere dei soldati scritte ai genitori magari 5 ore prima di morire durante l'assalto, poesie di Ungaretti scritte direttamente in trincea sul Carso e musiche di Mozart e di Beethoven, ma soprattutto quello che sarà forte è la missa in tempo ribelle di Haydn, che è grande e fortissima. L'idea è legata a quella che è una celebrazione, prima di tutto utilizzando soprattutto brani di carattere sacro, quindi nella fattispecie la messa di Haydn e dall'altra parte la Sinfonia del Santo Sepolcro, che è comunque collegata a questa area particolare. Naturalmente abbiamo pensato alla grande musica soprattutto della scuola viennese, della prima scuola viennese, e abbiamo pensato appunto di collegarla a Venezia attraverso la musica di Vivaldi, che oltretutto nel 1741 viene a mancare proprio nella città di Vienna. Sono Haesung Oh, sono venuta a Seoul in Corea e sì, adesso sto studiando canto lirico nel Conservatorio di Venezia. Io mi chiamo Cesar e vengo dal Venezuela, sono studente di viola del secondo anno al Marcello Benedetto. Io sono Sara e sto studiando flauto traverso da ormai 7 anni al Conservatorio di Venezia. Noi facciamo parte dell'orchestra del Benedetto Marcello, in particolare di questa produzione perché siamo tanti studenti e quindi non suoniamo a tutti i concerti organizzati dal Conservatorio. L'orchestra è composta penso da una 60 di membri, poi quando si aggiungerà il coro saremo in totale 100-120. Per il Conservatorio è un grandissimo, oltre che un onore, recuperare un programma simile in un teatro che la storia l'ha vissuta e l'ha fatta, anche quello di far sì che i ragazzi attraverso questi brani, che sono una porzione non indifferente di storia dell'arte e storia della musica, recuperino quei valori che secondo me, ma credo secondo tutti, sono quegli unici valori che possano contrastare qualunque tentazione di disgregazione morale di cui la guerra è il più grande interprete.